Per ogni 1000 donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte regolarmente ai programmi di screening al seno e seguite fino a 79 anni di età, gli esami permettono di salvare tra 7 e 9 vite. Ricerche europee riferite dal presidente del Tribunale del Malato, che sottolinea l'importanza dell'ecografia. È in grado di differenziare le lesioni solide da quelle liquide e di visualizzare le eventuali alterazioni dei linfonodi ascellari. Viene però usata come indagine complementare alla mammografia. E mentre in Veneto lo screening si rivolge a donne dai 50 ai 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni, in altre regioni si sta sperimentando l'efficacia in una fascia d'età più ampia e con una periodicità annuale sotto i 50 anni, dati il Ministero della Salute. Ci sono delle regioni che hanno ampliato ad esempio lo screening dai 45 ai 74 e noi siamo rientrati nel debito e stiamo veramente lavorando molto bene, però lo paghiamo noi sulla nostra pelle con gli esami e con tutte le prestazioni, perché i tagli hanno portato a questo purtroppo.